Buona giornata, buon venerdì, ultimo appuntamento con la settimana sportiva attraverso la nostra web tv www.venetoglobe.com, attraverso il digitale terrestre di canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, in onda alle 19:40 nella seconda parte di serata e nella prima parte della mattinata. Vi ricordo anche che sulla nostra web tv www.venetoglobe.com trovate tutti i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre inchieste in modalità on demand. Apriamo quest'oggi con l'automobilismo, con la Ferrari. Ieri si è fatto un gran parlare delle dichiarazioni del team principal del cavallino, ovvero Mattia Binotto, che sulla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: abbiamo voglia, visione, talento, passione e due grandi piloti. Rivedo, ha detto, la spinta che ci portò al dominio rosso di 20 anni fa, e tutti si stanno augurando che veramente Mattia Binotto abbia indovinato e centrato l'obiettivo. Un gesto distensivo nel tentativo di avvicinare le parti. Così il presidente dell'UEFA, Aleksander Čeferin, ha preso carta e penna e ha scritto all'ECA, l'associazione dei club europei, e alla European Leagues, l'organo che riunisce le leghe, invitandoli ad un incontro a tre per l'appunto a Nyon l'11 settembre prossimo. Il tema sarà la riforma delle competizioni post 2024 con la nascita di una Super Champions che ha messo in fibrillazione il calcio del vecchio continente. La lettera di Čeferin, indirizzata al presidente dell'ECA Andrea Agnelli e a quello della Lars Christopher Olsson, è stata recapitata non a caso proprio in queste ore cruciali. A Malta in effetti ha preso il via la 2 giorni di assemblea straordinaria dell'ECA, convocata proprio per fare il punto sulle discussioni in atto. Saltano le nozze tra Fiat Chrysler e il gruppo Renault. Il marchio, presieduto da John Elkann, ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata al gruppo Renault. La decisione è stata presa dopo un nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese e seguito al pressing del governo di Parigi. A questo inatteso finale, tra l'altro, si è arrivati dopo una giornata molto lunga. Il consiglio di amministrazione di Renault, convocato mercoledì per il secondo giorno consecutivo a Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi, dopo 6 ore di discussione ha fatto sapere di non essere in grado di prendere una decisione a causa dell'auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto ad un consiglio ulteriore. E adesso parliamo di basket. Ha tenuto banco per tutta la settimana e lo farà anche nel weekend che ci apprestiamo a trascorrere. La A1 maschile ha visto vincere gara 4 la Reyer di Venezia, che è andata sul più 26 l'altra sera, ma poi ha subito la rimonta di Cremona. La vittoria per 3 punti della formazione di De Raffaele, 78-78 a 75-75, ha regalato così la bella di questa sera al Palaradi di Cremona. Andiamo proprio a sentire coach De Raffaele al termine di gara 4. Intanto dedico questa vittoria a Laura, che oggi ha vinto una grande partita, e quindi di questo sono molto più felice. Per quanto riguarda noi, dire che è una vittoria importante mi sembra lapalissiano, altrimenti saremmo a commentare che abbiamo finito il campionato come ha annunciato il nostro speaker. Credo che la partenza abbia indirizzato la partita, nel senso che abbiamo avuto un primo quarto direi di altissimo livello, forse anche i primi 2 con qualche passaggio a vuoto, poi complice credo un po' la nostra avere un po' staccato e le qualità di Cremona, perché sappiamo benissimo che è una squadra con la quale non ti puoi mai rilassare. Abbiamo giocato un terzo e un quarto un po' a strappi, però credo che la partita sia stata comunque abbastanza in controllo, rischiando qualcosa alla fine, è vero. Però era importante portarla a casa, ci siamo riusciti. Adesso andiamo a Cremona a giocarci questa gara 5 con certamente Cremona che avrà il vantaggio del fattore campo, però ci andiamo con grande soddisfazione, con anche l'orgoglio di esserci, e comunque perché non è un privilegio che hanno tutti, e poi vedremo quello che dirà il campo. È una serie molto equilibrata, sono state tutte partite molto equilibrate, mi aspetto che anche gara 5 tra 48 ore sia così, è la quinta partita in 8-9 giorni, quindi
grandi invenzioni non ci saranno, conteranno molto le energie mentali, le energie fisiche, però ci si gioca una finale scudetto, quindi anche questa è un'occasione che non capita a tutti e non capita sempre, quindi bisogna essere orgogliosi, andare con gioia, con entusiasmo a giocare la miglior partita possibile. Bene, allora questa sera sapremo, insomma da veneti diciamo che facciamo il tifo per l'Umana Reyer Venezia. De Raffaele dice che sarà una partita difficile e sarà sicuramente così perché Cremona non mollerà nulla. Se in A1 si attende di sapere chi affronterà in finale Sassari, in A2 di basket invece la TVB De Longhi Treviso sa già con chi giocherà la finale per salire in Serie A1, ovvero con Capo d'Orlando. Ha vinto con Treviglio chiudendo in gara 3 per 78-3-0 in 78-57 ed è approdata in finale. Una settimana e ci voleva, ha detto Max Menetti, di non diciamo riposo ma di possibilità di concentrarsi sugli allenamenti mirati proprio per andare a puntare a questa finale, e prima gara fissata per martedì 11 giugno al Palaverde di Treviso. È il sold out e sembra sia essere sold out anche per la seconda partita che si giocherà sempre al Palaverde. La nazionale femminile di basket ancora alla ghirada in queste ultime giornate, in queste ultime ore, in preparazione degli europei. Sono 17 le azzurre, tra cui la trevigiana Giorgia Sottana, che ha disputato un'ottima amichevole contro l'Ucraina sabato scorso, da noi trasmessa via streaming sul sito nostro www.venetoglobe.com e sul sito poi della Federazione Italiana Pallacanestro. Alla Palacicogna Italia ha battuto Ucraina e così ha finito il ciclo delle due amichevoli per prepararsi l'esordio che avverrà il 27 giugno contro la Turchia. Il giorno dopo l'Italia di Crespi scenderà in campo contro l'Ungheria e il 30 giugno affronterà la Slovenia. È un girone che è molto particolare e abbastanza duro. La nazionale italiana di volley femminile, da una nazionale all'altra, come dicevo in precedenza, guidata da Mazzanti, si trova ad Hong Kong con un gruppo di pantere piuttosto sostenuto, tra l'altro, dell'Imoco, impegnate nella corsa alla finale cinese nella VNL. Vittoria l'altro giorno con il Giappone, ieri c'è stata la Cina, che ha visto la Cina vincere contro l'Italia per 3-2. Ma andiamo ad Hong Kong, dove ci aspetta il nostro servizio. Ci dispiace, penso che bisogna guardare il lato positivo in questo momento di quello che abbiamo fatto. Siamo partiti alla grande, abbiamo fatto 2 set ad altissimo livello, poi penso che in tutti gli altri ci è mancato davvero poco per chiudere e forse abbiamo sprecato di troppo qualche occasione. Sì, devo dire che abbiamo giocato i primi 2 set, li abbiamo messi molto in difficoltà in ricezione e poi abbiamo lavorato molto bene in muro difesa. Poi loro sono cresciute sicuramente e noi abbiamo sprecato qualche occasione di troppo, però penso che abbiamo cercato i colpi e quindi va bene. Abbiamo finito comunque gli ultimi 3 set ai 2 punti sotto, 25-23, 25-23 e 15-13, quindi quello è anche un pizzico di fortuna e magari una difesa magari in più e un contrattacco in più, ecco. Come hai detto te, 2 primi set molto bene, è stata una grande Italia, forse la migliore in questo Grand Prix, sta crescendo la condizione a livello generale. Sì, sicuramente questa è la 6ª partita che facciamo tutte insieme in questo gruppo, ovviamente loro ne hanno giocate 3 prima, però devo dire che man mano che si gioca comunque si trovano più gli affiatamenti e quindi sappiamo che questa VNL ci serve soprattutto a questo. Dispiace per la sconfitta, però comunque abbiamo visto una grande Italia, abbiamo visto le nostre potenzialità e ce la siamo giocate comunque con una Cina in casa e devo dire che siamo state molto brave, ecco. Sempre in piena corsa per la qualificazione alla Final Six, adesso aspetta la pool di Perugia dove avremo noi il pubblico a nostro favore. Sì, assolutamente, vi aspetto tutti a Perugia e niente, avremo l'opportunità comunque di giocare 3 partite in casa, è sempre bello e torniamo in Italia e niente, ci vediamo a Perugia.
Leonardo Spinazzola lascia il ritiro dell'Italia e fa ritorno a casa. Stiamo parlando di calcio e del giocatore Spinazzola per l'appunto. L'esterno della Juventus è ancora tormentato purtroppo da noie muscolari che non lo rendono disponibile per le gare di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Bosnia. Il commissario tecnico Mancini per la fascia sinistra è comunque ben coperto con Emerson Palmieri e Biraghi. Buone notizie invece per gli attaccanti Quagliarella e Kean. Il giovane centravanti della Juventus, Kean, dopo aver lavorato a parte ieri, è stato già reintegrato in gruppo. La nazionale italiana Under 20 affronterà il Mali che ha sconfitto ai calci di rigore l'Argentina. Ora ai quarti appunto gli attende il Mali per gli azzurri, finale il 15 giugno a Lodz. Andiamo a vedere il mercato per quanto riguarda il calcio italiano, la Serie A, mentre l'universo rossonero negli ultimi giorni era concentrato soprattutto sul prossimo allenatore, sembra Giampaolo, e sul prossimo direttore sportivo, sembra Tare, ha fatto il suo pesante in scena Boban. Non appena avrà risolto il rapporto con la FIFA, Zvone potrà convolare a nozze con il suo Milan, andando a ricoprire proprio un ruolo dirigenziale di alto profilo. Vi dicevo, con Giampaolo, primo indiziato e fortissimo candidato per la panchina, resta dunque la casella del direttore sportivo, il punto di domanda più complicato a cui dare risposta. Bello e impossibile, questa è la sensazione che si percepisce parlando con la Roma della suggestione dello scambio Dzeko-Icardi, più conguaglio a favore dell'Inter, che al momento però non ha margini, hanno detto, per decollare. Da Trigoria infatti fanno sapere che non esiste nessuna trattativa e che è l'Inter, per cercare una conveniente asta, a far filtrare questa notizia. La fisicità ha la sua importanza e fra i progetti del Napoli c'è anche quella di aumentare centimetri e peso sotto porta avversaria. Ecco perché due dei nomi in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli del Napoli riguardano Romelu Lukaku e Duvan Zapata. Per Zapata si tratterebbe di un ritorno, un colpo difficilissimo tra l'altro, e un ritorno che tra l'altro, ripeto, avrebbe anche del clamoroso. Lo spareggio definito dell'assurdo per rimanere in Serie B, quello tra Salernitana e Venezia, ha visto la vittoria per 2-1 della Salernitana con Gianmarco Zigoni che tiene a galla ancora una volta la formazione di Serse Cosmi, il Venezia. Il match di ritorno si gioca domenica alle ore 18 al Penzo, assolutamente da non perdere. Finali playoff invece per quanto riguarda Pisa-Triestina, si è già cominciato, risultato di 2-2, bene comunque la Triestina. L'8 giugno in campo ci vanno Piacenza-Trapani, il 9 giugno Triestina-Pisa ed il 15 giugno chiude Trapani-Piacenza con i giochi che potrebbero essere già fatti. Diamo un'occhiata anche al calciomercato delle nostre squadre. Ieri dicevamo che c'era ben poco, oggi siamo andati a spolverare un pochino, ma prima voglio ricordarvi che sabato 8 giugno, quindi domani dalle 10:30 del mattino all'Hotel Villa Fiorita di Monastier si terrà l'annuale festa di premiazione delle società e delle benemerenze regionali. Saranno premiati i club che hanno vinto il proprio girone di campionato 2018-2019 e la Coppa Disciplina dall'eccellenza ai giovanissimi, passando per il calcio a 5 per il calcio femminile. Oltre ai diplomi ai dirigenti benemeriti verranno consegnati anche i premi stampa. Calciomercato, vi dicevo, Nicolò Montin, centrale del San Donà di Piave, sarebbe nel mirino della Clodiense Chioggia Sottomaria, mentre Masia, mancino di valore, nella seconda parte della stagione pure lui al San Donà di Piave, potrebbe rientrare nei piani dell'Este. Andiamo a Motta di Livenza dove si parla insistentemente di Smirtnik, il centravanti del Charlins Musane, potrebbe essere la punta che il DS biancoverde Maurizio Costantini avrebbe nella sua agenda. In
in eccellenza nel girone B. Finora sono 5 le operazioni in entrata per l'Eclisse Careni Pievigina, che ha affidato a Fabio De Martin, che era l'ex responsabile del settore giovanile, il ruolo di direttore sportivo. De Martin affiancherà il direttore generale Luciano Tittonel. La società di Pieve di Soligo ha ingaggiato il portiere Matteo Della Colletta, un classe 2000, il difensore Simone Brustolon, un classe 86 ex Sedico, il centrocampista Altin Kryzin, 96 ex Tamai, e gli attaccanti Andrea Cibin, 96 del Nervesa, e Alberto Dell'Andrea, un 93, un ritorno per lui ex Noale. In uscita, lo abbiamo già detto l'altro giorno, Nicoletti, sembra anche il portiere Saratorello, sarebbe una grandissima perdita, Marson, Zanetti e Tibolla. Chiudo ricordandovi che il nuovo responsabile del settore giovanile di Pieve sarà Mauro Voltarel, ex direttore sportivo del Lovis Spresiano. E il finale è dedicato al rugby. Ripartita la stagione agonistica di Benetton Rugby, che alla Ghirada ha iniziato ad allenarsi. Le prime decisioni conferme sono per i permit, ma noi abbiamo sentito un giocatore, ovvero Marco Barbini, che ben ha fatto nella passata stagione. E allora si continua ad allenarsi qui alla Ghirada, è iniziata la stagione? Sì, è iniziata, abbiamo già fatto qualche giorno di allenamento. Siamo un po' pochi, però con tanta voglia, ci sono tanti giovani, tanti permit e anche qualche ragazzo che guida un bel po', e quindi c'è entusiasmo, che è quello che conta in questo periodo dove ci si allena principalmente o in palestra o nella parte atletica. Parlavamo anche con Pettinelli, questo proprio raggrupparsi, questi permit importanti per trovare la coesione. Sì, abbiamo visto che l'anno scorso i permit sono stati fondamentali nel momento in cui c'erano le assegnazioni o comunque il turno di novembre. I permit hanno dato l'apporto che serviva, che ci ha portato comunque agli obiettivi che ci avevamo prefissati. Quindi averli subito qua all'inizio ci permette di creare una coesione che nell'arco dell'anno resterà e sicuramente darà i suoi frutti. Inutile dire che è stato un campionato memorabile, no? Anche personalmente, per quanto ti riguarda. Sì, è stato un gran campionato, abbiamo raggiunto un obiettivo storico e anche personalmente sono stato contento di aver dato il mio contributo per questo obiettivo. Però sappiamo quello che abbiamo fatto, però adesso parte una sfida completamente nuova. Abbiamo dimostrato di essere a livello, però vogliamo andare a prenderci quello a cui siamo arrivati così vicini l'anno scorso, quella semifinale che siamo arrivati così vicini. Sì, una semifinale che è sfuggita per poco con i poi, guardando poi com'è andata, no? Sì, di poco, però l'importante è sempre giocarsela, secondo me. Dopo l'occasione può non andare una volta, ma se siamo sempre là prima o poi arriverà, quindi bisogna essere sempre lì, dare sempre lavorare per arrivare e dopo giocarsela. Un po' di mare, un po' di montagna, prima delle amichevoli, però insomma poca roba. Sì, dai, avremo un tempo, però quest'anno è un po' più lunga perché col fatto che c'è il mondiale si trasla diciamo di un mese, quindi ci sarà più tempo di lavorare, più tempo per stare insieme, per costruire una bella squadra. Con Marco Barbini e con il rugby abbiamo concluso il nostro appuntamento della settimana. Noi ci risentiamo lunedì, trascorriamo un altro weekend sportivo tutti insieme, poi via con l'ultima settimana di programmazione. Buona giornata a tutti.